inasprisce la protesta degli antiparco contro il campo eolico a Isarenas. Nel pomeriggio ad Oristano consiglio provinciale allargato ai comuni interessati dalle opere e domani manifestazione davanti alla Regione. Si inasprisce la protesta degli antiparco contro il campo eolico a Isarenas. Oggi la protesta si sposta a Oristano, domani a Cagliari manifestazione davanti al Palazzo della Regione. Sentiamo Marco Lai. Ieri Isarenas, oggi Oristano, domani Cagliari. Gli antiparco percorrono tutta l'isola per allargare il fronte del no al campo eolico sulla costa oristanese. Il comitato spontaneo sorto per dire no all'iniziativa della Renewables Energy ha già raccolto oltre 30.000 firme. Ieri in spiaggia hanno manifestato in più di 1.000. Nel pomeriggio a Oristano si terrà il consiglio provinciale convocato dal presidente Onida, allargato ai consigli comunali di Narbolia, Cuglieri e San Vero Milis. Domani la protesta si sposterà a Cagliari davanti al Palazzo della Regione. Gli antiparco cercheranno di incontrare il presidente Cappellacci, al quale chiederanno un atto formale di opposizione netta alla concessione di 2.200 ettari di mare a 1 miglio dalla linea di costa per la nascita del parco eolico offshore. Nel dibattito entra oggi anche il Partito Sardo d'Azione. Il presidente Giacomo Sanna ricorda che i 4 Mori hanno presentato già all'inizio della scorsa settimana un emendamento alla legge in discussione in Consiglio regionale sul piano casa che mette al riparo le coste di tutta l'isola da iniziative come quelle previste a Isarenas. In sostanza si prevede il divieto di installare impianti eolici offshore entro le 20 miglia dalla costa. L'appello è a tutte le forze politiche, si voti l'emendamento e lo si faccia diventare legge, afferma Sanna, e il problema sarà risolto per Isarenas e per eventuali iniziative analoghe. Già si vocifera infatti di un progetto simile che sarebbe stato studiato per Abba Rossa davanti alla costa di Santa Giusta, sempre nell'Oristanese.